Furto aggravato, violenza, minacce, lesioni personali, utilizzo di carte di credito rubate, ricettazione, riciclaggio, violazione del foglio di via. Sono le accuse nei confronti di 23 borseggiatrici che agivano a Venezia. L'indagine dei carabinieri riguarda il periodo tra giugno 2023 e dicembre 2024, in cui sono stati accertati 32 episodi di borseggi per un totale di circa 50.000 euro di refurtiva. Raccolti tutti gli elementi, la Procura di Venezia ha emesso un ordine di carcerazione per 8 indagate, tra cui una 23enne incinta, e vari divieti di dimora. 8 validi per il Veneto, 6 per la provincia di Venezia, 1 per Genova. Si tratta per la maggior parte, 20 su 23, di donne, di nazionalità croata e bosniaca. Gli altri 3 sono i mariti di alcune di loro. Le borseggiatrici si sarebbero avvalse anche della complicità di 3 ragazze di età inferiore ai 14 anni. In base a quanto accertato, agivano nel centro della città ignorando anche i provvedimenti di divieto di dimora a loro carico, 150 le violazioni accertate dall'Arma. Determinate a compiere i borseggi, molte reagivano anche con violenza fisica contro le persone che segnalavano la loro presenza o che le bloccavano, provocando anche lesioni. In uno di questi casi una donna è finita anche all'ospedale per traumi e contusioni. La violenza, fa sapere la procura, era impartita dalle boss anche alle più giovani, costrette a subire botte quando non raggiungevano il bottino prefissato. I 3 uomini invece sono stati indagati in quanto accertata la loro complicità. Alloggiavano in alberghi della zona, accudendo i figli, accompagnando le mogli alla stazione ferroviaria e andando a riprenderle. C'è stata anche una certa difficoltà a rintracciare le indagate, tutte di fatto senza fissa dimora, alcune delle quali nel frattempo si erano allontanate da Venezia. 3 degli arresti infatti sono stati eseguiti all'estero. La borseggiatrice più anziana ha 34 anni, la maggior parte invece ne ha meno di 27.